ulteriori dettagli e rivelazioni delle veggenti di Garabandal sul grande avvertimento. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di quanto rivelato dalle veggenti di Garabandal circa il grande avvertimento in tempi recenti. Ricordiamo brevemente i fatti per chi non li conoscesse e a tal proposito invito a visionare il video che è presente sul mio canale circa gli eventi misteriosi di Garabandal. Garabandal è un paesino della Spagna cantabrica che a partire dal 1961 fino al 1965 ha assistito allo svolgersi di eventi incredibili che riguardano le apparizioni della Vergine Santissima, del Bambin Gesù e di San Michele Arcangelo a delle bambine, 4 per l'esattezza, di età compresa tra gli 11 e 12 anni. Questi, nel corso di tali apparizioni alle bambine sarebbero stati dati dei messaggi circa eventi quali il grande avvertimento che avrebbe dovuto precedere un grande miracolo in anni non precisati, però sono state date delle indicazioni cronologiche che riguardano l'inizio degli ultimi tempi, non della fine del mondo, ma degli ultimi tempi, e i quali sembrerebbe dalle indicazioni cronologiche che sono state date siano iniziati dagli ultimi tempi con l'elezione di Papa Francesco nel 2013. Ricordiamo anche che in un primo momento la Chiesa dichiarò assolutamente non sovrannaturali i fatti accaduti a Barandal. E oggi invece la Chiesa ha predisposto ulteriori accertamenti, ulteriori approfondimenti su quegli eventi e ha dato il permesso di divulgare i messaggi che la Madonna avrebbe dato a Gabarandal, perché i messaggi e le profezie consegnate alle bambine e con l'incarico di rivelarle al mondo non sono stati considerati meritori di una censura, perché non in contraddizione con quelli che sono gli insegnamenti della dottrina cattolica. Comunque c'è un video sul canale che vi invito insomma a visionare, ad ascoltare, insomma per approfondire l'argomento, che oggi cercherò di riassumere brevemente, dando ulteriori particolari che sono stati forniti dalle stesse bambine, oggi chiaramente per donne più che adulte, perché i fatti sono avvenuti tra il 1961 e il 1965 e quindi sono stati dati nell'ultimo periodo e negli ultimi anni ulteriori dettagli su questo avvertimento, questo grande avvertimento che dovrebbe precedere il grande miracolo. Per quanto riguarda i nostri tempi, una delle veggenti, Conchita, ha detto, ha rivelato: Dio ci sta distaccando dalle cose di questo mondo, nel silenzio della chiesa o nella nostra casa. Ora noi siamo in grado di fare un esame di coscienza in modo da poterci pulire di ciò che ci impedisce di ascoltare chiaramente la voce di Dio. Con sincerità possiamo chiedere a Dio di dirci cosa vuole da noi oggi e continuare a farlo ogni giorno. Trascorrete più tempo possibile con Dio in chiesa, da qualche parte nella vostra casa o dove trovate il silenzio. Lui è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Tornate a dare importanza alla Santa Messa, ai sacramenti e all'Eucaristia.
Ecco perché ci dice questo Conchita, perché la Madonna nel corso delle apparizioni avrebbe lamentato che l'umanità purtroppo negli ultimi anni ha messo da parte l'Eucaristia, non le ha più dato la dovuta importanza. Per quanto riguarda il grande avvertimento, Conchita ha rivelato in tempi recenti che l'avvertimento che la Vergine ci invierà sarà come un castigo per avvicinare i buoni ancora di più a Dio e per avvisare gli altri che si convertano o altrimenti avranno quello che si meritano. Che cosa sarà l'avvertimento? Io non posso dirlo. La Vergine mi disse di non dirlo. Volesse Dio che grazie all'avvertimento possiamo correggerci e peccare di meno contro di Lui. Un giorno o l'altro soffriremo un disastro orribile dappertutto nel mondo. Da questo ormai niente e nessuno ci potrà scampare. I buoni soffriranno per avvicinarsi di più a Dio, i cattivi lo soffriranno perché si correggano. Sarebbe preferibile morire anziché soffrire solo 5 minuti di quello che verrà. È una cosa orribile, ma sarà una cosa che si capirà chiaramente che verrà dal cielo. Lo sperimenteranno ovunque nel mondo. Quando soffriremo questo castigo, non dobbiamo sopportarlo per i nostri dolori e pene, ma dobbiamo sopportare tutto per amore di suo figlio, per tanto come lo abbiamo offeso, perché non immaginiamo quanto abbiamo offeso il Signore. Oh, quanto sarà orrendo! Se io potessi dirlo, se io non sapessi del castigo, quale castigo maggiore di questo? Conchita in quel tempo guardava il firmamento, perché l'avvertimento che verrà prima del miracolo per purificarci, prima si vedrà nel firmamento come un segno celeste che Dio ci darà e poi passerà nel nostro interno. Alla domanda l'avvertimento sarà una cosa visibile o qualcosa che sentiremo interiormente o entrambe le cose? Ecco qual è stata la risposta di Conchita. L'avvertimento è una cosa che viene direttamente da Dio e si potrà vedere in tutto il mondo, dovunque ognuno si troverà. Ma l'avvertimento rivelerà i peccati di ognuno nel mondo, qualunque sia la sua fede, persino agli atei. Sì, l'avvertimento sarà come una rivelazione dei nostri peccati e sarà visto e sperimentato sia dai credenti che dai non credenti e dalle persone di ogni religiose. È vero che l'avvertimento farà sì che molte persone si ricorderanno dei morti. L'avvertimento sarà come una purificazione per prepararci al grande miracolo. Sarà anche una sorta di catastrofe. Sì, farà pensare ai morti, cioè preferiremmo morire piuttosto che sperimentare l'avvertimento. Ma il mondo riconoscerà e accetterà l'avvertimento come un segno mandato direttamente da Dio? No, non c'è dubbio. Per questo credo impossibile che il mondo sia così indurito da non cambiare. Alcune persone dicono che è possibile che l'avvertimento sia un fenomeno naturale, sebbene Dio se ne servirà per rivolgersi all'umanità. È vero questo?
L'avvertimento sarà una cosa soprannaturale che la scienza non potrà spiegare, lo si potrà vedere e sentire. Ma cosa vuol dire che durante l'avvertimento noi conosceremo noi stessi, cioè quello che siamo e i peccati che abbiamo fatto? L'avvertimento sarà la correzione della coscienza del mondo. E che ci puoi dire dei tanti che non conoscono Cristo? Come comprenderanno l'avvertimento? Quelli che non conoscono Cristo, che non sono cristiani, crederanno che è un avvertimento di Dio. Ma cosa succederà il giorno dell'avvertimento? La cosa più importante quel giorno sarà che tutte le persone del mondo vedranno un segnale, una grazia o un castigo nel loro interno, vale a dire un avvertimento. Ognuno si troverà totalmente solo nel mondo in quel momento, indipendentemente da dove stia, solo con la propria coscienza e davanti a Dio. Vedranno allora tutti i loro peccati e quello che i loro peccati hanno causato. Lo sentiremo tutti allo stesso tempo? Sì, allo stesso tempo. Ma quanto durerà? Mezz'ora? Un'ora? Sinceramente non so. Credo che solo 5 minuti sarebbero sufficienti. Ma come lo sentiremo? Tutti lo sentiremo in modo diverso, perché dipenderà dalla coscienza di ognuno. L'avvertimento sarà qualcosa di molto personale, perciò tutti reagiremo in modo diverso. La cosa più importante sarà riconoscere i nostri propri peccati e le loro funeste conseguenze. Avrai una visione dell'avvertimento differente dalla mia, perché i tuoi peccati sono differenti dai miei. Ma mi accadrà qualcosa a motivo dei miei peccati? Cioè, voglio dire, subirò dei danni fisici a causa dei miei peccati? Oh no, a meno che tu non sia, mm, questo tuo malessere fisico non sia una conseguenza dell'impressione prodotta, per esempio un attacco al cuore. Cioè, fammi capire, l'avvertimento non produrrà dei danni fisici, ma sarà un comparire davanti a Dio solo con i miei peccati e le mie buone opere le vedrò anche? No, sarà soltanto un avvertimento per vedere le conseguenze dei nostri peccati. Sarà anche come una purificazione prima del miracolo, allo scopo di vedere se con l'avvertimento e con il miracolo ci convertiamo. Ma allora questo avvertimento può accadere in qualsiasi momento? Sì, ma non so in quale data avverrà. Ricordiamo una cosa, a questo proposito facciamo un inciso, che è vero che, Conchita non conosce la data dell'avvertimento, però la Madonna ha, detto che, l'avvertimento, accadrà, entro, cioè praticamente è strettamente collegato al grande miracolo. Quindi, vedremo, ecco, abbiamo già visto nel video dedicato a Garabandal quella che potrebbe essere la data del grande miracolo, sulla base di alcune considerazioni che sono state fatte in base a delle indicazioni contenute nel messaggio della Vergine. Vi rimando a quel video di approfondimento degli eventi di Gabarandal e vi do appuntamento al video successivo per esaminare con voi altri dettagli che Conchita ha fornito circa il grande avvertimento in tempi recenti. Vi saluto, vi ringrazio per essere sempre numerosi. Grazie. Al prossimo video. Fine prima parte.